Il cuore di Vicenza batte silenziosamente. Sono le 7:30 del mattino quando un migrante arriva come tutti i giorni incontra Orefice. Lascia la sua bicicletta nella rastrelliera e si allontana quando vede arrivare un uomo, probabilmente un tossicodipendente, che è armato di tronchese. Vuole tagliargli il lucchetto. Allora l'immigrato torna indietro, gli leva dalle mani le tenaglie. C'è chi osserva la scena da lontano e gira questo video. La lite continua, il malfattore, girato l'angolo, tira fuori un coltello, il migrante si ripara e viene ferito a una mano mentre l'aggressore scappa. La vittima sanguina è un ghanese di 30 anni, qui nella zona di Piazza delle Erbe, è conosciuto da tutti. Il ragazzo viene la mattina alle 7:30 e parcheggia la bici là e poi si mette qua ad aiutare qualcuno e qualcuno aiuta sempre lui. Tornato dall'ospedale, Domenico, come è conosciuto da queste parti, rivive quei momenti drammatici. Io ho visto voi rubare mia bicicletta, lui taglia il mio braccio per tagliarlo. Ha usato un coltello? Sì, 2-3 coltelli, lui ha 3 coltelli, anche grande pinza. Quindi una grande pinza e 3 coltelli. 3 coltelli. Sì. Domenico ci mostra la mano fasciata, se l'è cavata con una piccola ferita, 20 giorni di prognosi, ma sarebbe potuta finire molto peggio. Io fai male. Questo episodio porta a galla 2 emergenze che la politica è chiamata ad affrontare e a risolvere. Innanzitutto la piccola criminalità. Qui in Piazza delle Erbe da anni i furti delle biciclette sono all'ordine del giorno. Sì, i furti di biciclette sono all'ordine del giorno. Come vede c'è una bici là che diciamo già gli manca alcune parti diciamo della bici. Quindi ci vorrebbe più vigilanza. La gente chiede più vigilanza, ma c'è un altro tema, la gestione dei migranti. Evidentemente così non funziona. Chi esce dal sistema dell'accoglienza troppo spesso vive di elemosina. Io ho i documenti, io cercando lavoro difficile per me. Io affitto un camera, paghi 200 euro un mese, però io non lavoro. Persona tu non lavoro, dove tu guarda soldi paghi a casa. Io non c'è fratello qua, non c'è sorella, non c'è famiglia qua. Difficile per me, tanto fatica per me. Quando io non chiedo limosina, io non riesco a pagare a casa. Quando io non chiedo limosina, io non riesco a mangiare. Quando io non chiedo limosina, io non riesco a comprare vestiti. Insomma, oggi questo migrante è vittima tanto della microcriminalità, che senza certezza della pena continuerà a dilagare nei centri storici delle città italiane, quanto dell'accoglienza indiscriminata che in questi anni non ha garantito un futuro a questi giovani. Domenico è costretto a vivere di elemosina, ma è volenteroso e lancia un appello. Vorrebbe un'occasione per rimboccarsi le maniche. Io voglio lavoro, io ho bisogno di lavoro.